In occasione del Venerdì Santo, in onda al videogiornale un servizio rievocativo dei riti della Sacra Passione con testo di Mario Gaziano, recitazione di Maria Grazia Castellana e immagini di Diego Romeo. Il rito delle sacre rappresentazioni appartiene allo spirito agrigentino da centinaia di anni. Ogni anno si ripete questa manifestazione della cristianità intensa e fortemente aderente alla tradizione cristiana, cattolica e religiosa della nostra città. Una città particolare che è attraversata lungo le strade principali da via Atenea a via Garibaldi al centro storico e attraversata da un lunghissimo corteo penitente e pregante che accompagna e sottolinea la dimensione del dolore e della resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo nella drammatica vicenda della Via Crucis. È un'espressione popolare, anche di animo di tradizione popolare, ma anche di tradizione religiosa e spirituale. Una grande sintesi tra la storia territoriale e la storia della cristianità agrigentina, sempre forte e sempre presente. E oggi noi proponiamo un breve brano, una breve ode, I giorni della passione, dalla voce dell'attrice protagonista del Pirandello Stable Festival Maria Grazia Castellana e con le bellissime immagini che propone Diego Romeo, grande documentarista delle tradizioni culturali, popolari e religiose del nostro territorio. Ascoltiamo dunque I giorni della passione da Maria Grazia Castellana. I giorni della fede sono i giorni della passione, i giorni del dolore, i giorni dell'amore, il dolore delle spine di una corona cruenta, dei chiodi arrugginiti conficcati nei polsi, dei chiodi sfondati nelle caviglie, della lancia scagliata inumanamente nel costato di nostro Signore. Padre, Padre, perdona loro, perché non sanno quel che fanno. E sono i giorni dell'amore, i giorni del cuore di Gesù, colpito ma non sconfitto, sepolto e poi risorto. I giorni della passione sono giorni di gioia e di amore, sono i giorni della luminosa resurrezione. Viva Gesù, morto e risorto. Viva Gesù, che vive per noi. Viva Gesù, per cui ognuno di noi vive in Gesù.